Tariffe, Santa Margherita Ligure riduce l'imposta sui rifiuti. Questa sera la riunione del Consiglio Comunale, il bilancio invece causa mareggiata sarà chiuso a gennaio. Messa di Natale per le lampade ardenti al Benedetto Acquarone. C'è un profondo legame tra gioia e adorazione eucaristica, ha sottolineato il vescovo di Pavia che ha presieduto la celebrazione. Una grande festa per i 75 bambini assistiti dall'Istituto per il Baliatico, l'ente che da quasi un secolo si prende cura dei piccoli in difficoltà, abbattute le liste d'attesa per le famiglie. Un brano inedito per il concerto a sostegno del Comitato Assistenza Malati Tigullio. Venerdì a Camogli l'esibizione di Oriano Castelli, Davide Martinelli e Gioacchino Costa. Sacrificio e passione legati dall'etica del comportamento, gli ingredienti indispensabili per un atleta. In diretta TV una carrellata di sportivi locali per gli auguri natalizi. Buongiorno a tutti e ben ritrovati al TG13. Tempo di bilanci e di approvazione delle tariffe da parte dei comuni. Questa sera tocca a Santa Margherita Ligure che non potrà chiudere il bilancio entro la fine del 2018 perché la mareggiata ha imposto diverse modifiche urgenti ai conti. All'ordine del giorno del Consiglio Comunale di questa sera però c'è l'approvazione delle tariffe comunali con una consistente riduzione dell'imposta sui rifiuti. Vediamo. Al lavoro per riscrivere un bilancio che la mareggiata ha imposto di modificare, Santa Margherita Ligure si appresta a varare le imposte e le tariffe comunali. La Giunta porta in Consiglio una consistente riduzione della tariffa per i rifiuti solidi urbani. È l'effetto della messa a regime della differenziata per tutta la città, ha spiegato l'assessore al bilancio Valerio Costa. La tariffa era lievitata nel momento in cui è entrato in vigore l'obbligo della copertura totale dei costi e per effetto dell'introduzione del porta a porta in città con conseguente acquisto di attrezzature e forniture. Ora, grazie al raggiungimento dell'86% di differenziata e quindi con la riduzione della parte secca non riciclabile, aggiunge Costa, Santa Margherita beneficia di una diminuzione dei costi di smaltimento che ricade sulle tariffe pagate dai cittadini. La Giunta porta inoltre in Consiglio le aliquote IMU e Tasi che restano invariate, con la Tasi sempre a zero, e le modifiche al regolamento per la gestione dei rifiuti e per la valorizzazione delle attività agroalimentari, rispettivamente per l'adeguamento all'introduzione della differenziata in tutta la città e per l'approvazione della legge regionale relativa. All'ordine del giorno anche le precisazioni concordate con gli albergatori relative al regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno che sarà in vigore nel 2019 a partire dal 1 marzo e fino al 31 di ottobre. Esaurita dunque la parte relativa alle tariffe per il nuovo anno, resta da definire il bilancio, che sarà portato in Consiglio nel mese di gennaio. La mareggiata, così come è accaduto per i comuni vicini, ha di fatto imposto una rivisitazione di alcuni capitoli chiave. Stanziati nell'emergenza 790.000 euro per coprire le somme urgenze, resta da far quadrare i conti cercando di capire anche quali saranno le entrate possibili, visto che, ad esempio, non si sa quando e come il porto potrà tornare operativo e in che misura, e quindi quali potrebbero essere gli introiti per le casse comunali. A Rapallo sono in fase di ultimazione le travi che andranno a formare la soletta di copertura del torrente San Francesco. Le travi hanno una lunghezza di 26 metri e più. I lavori di cantiere riprenderanno non appena verranno rimosse le imbarcazioni alla foce del torrente che, come sapete, si sono arenate dopo la mareggiata del 29 e 30 ottobre scorsi. Il sindaco Carlo Bagnasco ha ribadito in questo contesto la necessità di ottenere uno snellimento della burocrazia da parte del governo centrale per portare via le barche dal lungomare nel più breve tempo possibile. Dopo una breve tregua, una nuova perturbazione si sta avvicinando alla Liguria. La persistenza di temperature basse nelle zone interne e il carico di umidità portato dal fronte potrebbero dare origine a precipitazioni nevose. Per questo l'ARPAL ha emanato per domani, mercoledì 19 dicembre, l'allerta gialla per neve dalle 18 sulla zona D, Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida, e per la zona E, Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.
L'allerta per il momento terminerà alla mezzanotte di domani, anche se domani mattina verranno effettuate nuove valutazioni. Già dal pomeriggio di oggi avremo nubi in aumento sul centro-ponente, con possibilità di deboli piovaschi in serata. Il nuovo peggioramento coinvolgerà la regione domani in intensificazione con il passare delle ore, con piogge o rovesci sulle zone costiere e nevicate nelle zone interne, laddove le temperature lo consentiranno. Non si esclude la possibilità di locali episodi di gelicidio, specialmente nella prima parte della giornata di domani. Possibile esaurimento dei fenomeni nelle prime ore di giovedì. Nella notte intanto si sono registrati ancora una volta valori minimi abbondantemente sotto lo zero. Cabanne di Rezzoaglio ha toccato i meno 8,4, Calizzano in provincia di Savona meno 7,4, Prato Mollo a Borzonasca meno 6,3 e Varese Ligure 0 gradi. È stato il vescovo di Pavia, Monsignor Corrado Sanguinetti, a presiedere la messa natalizia delle lampade ardenti. I volontari che assicurano l'adorazione eucaristica notturna al Centro Benedetto Acquarone di Chiavari. Voluto 18 anni fa da Don Nando Negri, il servizio non si è mai fermato e ad oggi sono circa 150 i fedeli che coprono i turni durante tutto l'anno. C'è bisogno di olio nuovo per le lampade. Questo è l'appello lanciato durante le celebrazioni eucaristica, dove Monsignor Sanguinetti ha sottolineato la profonda correlazione che esiste tra la gioia e l'adorazione. Lei è una lampada ardente, da quanto? Da tantissimi anni. È stato Don Nando che appunto quando ha iniziato questa bellissima cosa qui ha chiesto se volevamo partecipare, se volevamo aderire. Con gioia l'abbiamo fatto, anche con paura all'inizio perché ci spaventava il fatto di passare la notte, mentre invece poi abbiamo capito che era un tempo molto bello, un tempo di pace, un tempo di preghiera, di intimità che non si poteva trovare in nessun altro posto. In 365 giorni solo 9 non sono stati coperti dalle lampade ardenti. Sì, nonostante ci sia stata una diminuzione della presenza da 250 persone distribuite nell'arco dell'anno, questa presenza si è molto ridotta. Però diciamo che le riserve sono coloro che aiutano a che questo ammanco sia coperto con molta tenerezza e soprattutto la loro presenza è preziosa per noi, perché il Signore la notte non rimanga solo. Questa è un'eredità di Don Nando, lasciata da Don Nando. Non a caso viene celebrata la gioia, la Domenica della Gioia oggi. Queste due ricorrenze sono fortemente legate, l'adorazione e la gioia. È bello il fatto che quest'anno la messa per le lampade ardenti sia coincisa con questa terza domenica di Avvento, che appunto è la Domenica della Gioia per l'avvicinarsi del Natale. La gioia appunto cristiana è legata alla scoperta che non siamo soli nella vita, che c'è una presenza che cammina con noi, ci custodisce, e certamente una delle forme con cui questa presenza ci accompagna è proprio l'Eucaristia, ed è una cosa molto bella che Don Nando abbia voluto che, come dire, l'anima di questa grande opera fosse questa preghiera notturna che si eleva silenziosamente ogni notte da ormai 18 anni, dove tante persone con semplicità stanno con Gesù e si lasciano, come dire, prendere e entrano in colloquio con Lui. Per lo scambio degli auguri natalizi, il Presidente e il Consiglio direttivo dell'Anfas di Villa Giumelia Rapallo organizzano un pomeriggio di festa. Oggi alle 14 l'accoglienza degli ospiti nella struttura, alle 14:30 il Vescovo Alberto Tanasini celebrerà la Santa Messa. A seguire, attorno alle 15:30, i ragazzi animeranno lo spettacolo Feliz Navidad. Il pomeriggio si concluderà alle 16 con il rinfresco. In prossimità delle feste di Natale, il Vescovo incontrerà tutto lo staff dei collaboratori e volontari di Teleradio Pace. Il momento dello scambio degli auguri sarà domani sera nei locali di Casa Caritas in via Marana a Chiavari. Alle 20 l'accoglienza, quindi la cena preparata dal gruppo Pino Solari Ommi de Ruinà. A seguire un momento di intrattenimento con il saluto finale del Vescovo. Sono invitati tutti i collaboratori dell'emittente.
Secondo tradizione, l'Istituto per il Baliatico porge gli auguri ai suoi assistiti con un momento di festa ospitato all'Istituto Torriglia di Chiavari, un momento gioioso che porta la luce del Natale anche agli anziani ospiti della struttura. Quest'anno era presente anche il Vescovo diocesano. Io sono venuto prima di tutto per godermi la gioia di questi bambini, di vedere tanti bambini con la loro vivacità, ed è questo un grandissimo dono. E allora ringrazio subito dopo le mamme, queste giovani donne che hanno detto di sì alla vita, che hanno detto di sì ai bambini, che ci donano la loro presenza. Ancora un Natale festeggiato con tanti bambini e soprattutto con i Babbi Natali. Sì, in effetti è molto bello questo, ancora una volta grazie alla disponibilità della Fondazione Torriglia siamo riusciti a organizzarlo qua appunto, insieme agli anziani ospiti, quindi ancora una volta quest'unione tra i nonni e i bambini, grazie all'aiuto anche del Comune, di tante persone generose, riusciamo ad assistere 75 bambini e in questa occasione di festa riusciamo a donargli ad ognuno un dono che è stato preparato dai volontari. Quello che era un progetto importante che si era dato a questo Consiglio d'amministrazione era l'abbattimento della lista d'attesa, perché purtroppo quando i bambini arrivavano a chiedere assistenza, le mamme dovevano aspettare 3-4 mesi che ci fossero qualche famiglia che arrivava ad avere i 3 anni di età al bimbo per uscire. E invece ora, grazie alle maggiori risorse, siamo riusciti a eliminare la lista d'attesa. Quindi nell'arco di 1 mese o 2 al massimo il bambino entra in assistenza. Sei contenta di oggi, di questa festa e soprattutto dell'aiuto dell'istituto, no? Sì, assolutamente. Venire all'istituto è come stare in una grande famiglia. Personalmente mi trovo veramente bene, sono persone gentilissime e è proprio uno stare bene ed è notevolmente un grande aiuto, ecco. Un aiuto anche concreto. Sì, esattamente, sia a livello economico che di vestiario, di cibo, riesci proprio a sostenere tutte le spese grazie a loro, ecco. Nel 2019 saranno avviate le procedure per il concorso degli operatori sociosanitari nel sistema sanitario regionale Ligure. Lo ha annunciato la vicepresidente e assessore alla sanità di Regione Liguria, Sonia Viale. Questa richiesta nasce dall'esigenza di fare chiarezza rispetto a momenti vissuti di confusione rispetto al titolo di OS o di scarsa conoscenza dei titoli corretti che abilitano all'esercizio di questa professione, ha spiegato l'assessore. Ritengo dunque che sia utile ausilio il fatto di avere un registro che possa aiutare ad orientarsi rispetto a chi è effettivamente operatore sociosanitario a tutela di questa importante professione e dei pazienti. Dei 40 nuovi mezzi acquistati da ATP, 10 saranno dotati di pedana per permettere un accesso facilitato alle persone che hanno difficoltà motorie. I nuovi autobus, lunghi 12 metri, sono dotati di un sistema di controllo elettrico per il funzionamento della pedana e di una telecamera con display a disposizione dell'autista per monitorare la marcia in sicurezza della persona disabile. Secondo quanto riferito dalla stessa ATP, entro la fine dell'anno arriveranno altri 12 mezzi da 10 metri e mezzo con pedana disabili a controllo manuale. I nuovi autobus verranno utilizzati tutti nelle linee extraurbane e nel nostro territorio 2 viaggeranno in Val Fontana Buona. E ora parliamo di un concerto che si terrà venerdì sera a Camogli al Teatro Sociale con l'esibizione di Oriano Castelli, Davide Martinelli e Gioacchino Costa. La serata servirà per raccogliere fondi a sostegno del Comitato Assistenza Malati Tigullio. Noi qui, figli dello stesso accordo. Che cosa racconta questo brano? Il brano racconta un po' il nostro stare insieme e la nostra diversità che mischiata può essere un valore aggiunto appunto per dar voce all'associazione e al comitato. Cosa avete preparato per coinvolgere il pubblico presente? Allora, innanzitutto la serata sarà divisa in tre momenti, ognuno per le nostre realtà, diciamo, e poi ci mischieremo insieme e vi sarà anche qualche sorpresa che, appunto, essendo sorpresa, verrà svelata al momento.
e sarà sempre così. Noi qui, foglie cadute in questo mondo, noi così, diversi ma dello stesso tronco. Che serata sarà questa? Sarà una serata splendida e una serata di successo. È una serata, noi ci auguriamo, abbiamo tante prenotazioni, abbiamo non tanti posti, vorremmo completare la vendita che è stata notevole e vorremmo il teatro gremito. Lo spettacolo merita, sono 3 musicisti di grande bravura, quindi ci aspettiamo una serata trionfale. Senza poi dimenticare lo scopo di questa serata. Consegneremo un ecografo al reparto di ostetricia e ginecologia e un ecografo particolare del costo di 60.000 euro. Noi qui, figli dello stesso accordo. Si avvia alle fasi conclusive il progetto di riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica del comune di Sestri Levante, una notizia che troviamo anche sul nostro sito teleradiopace.com. Progetto avviato nell'agosto del 2017 con la supervisione dell'ufficio tecnico comunale da Citelum SPA, aggiudicatario della gara per il servizio luce. L'affidamento ha previsto la gestione degli impianti per 9 anni, ma anche la sostituzione di 3.700 corpi illuminanti, un intervento ad oggi completato per quasi il 90%. L'investimento complessivo ammonta a 1.400.000 euro ed è stato realizzato dalla ditta senza incremento di costi per il bilancio comunale. L'azione di riqualificazione ha consentito un risparmio energetico del 58%. Sono stati inoltre eseguiti ampliamenti degli impianti in zone scoperte o nelle quali si sono palesate criticità, come in località San Bernardino, a Costa Rossa, nel quartiere della Lavagnina, in via Cagliari, in piazza Aldomoro e l'adeguamento degli attraversamenti pedonali in via Petronio e via Baden-Powell. L'intervento ha un'importante valenza anche sotto il profilo della sicurezza pubblica, perché il miglioramento dell'illuminazione consente di incrementare anche la qualità delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza. È stato attivato un call center delle segnalazioni telefoniche dei guasti, il numero è 800 978 447. Ora sfogliamo le pagine dei quotidiani in edicola questa mattina, poi ci ritroviamo per tutti gli aggiornamenti. Avvenire titola strappi d'Oriente, sancita la frattura tra ortodossi, nasce una nuova chiesa ucraina autocefala, in Arabia Saudita per la prima volta una divina liturgia celebrata dai copti, quasi uno scisma con conseguenze politiche antirusse, la protesta del patriarcato di Mosca. L'evento, auguri dal mondo e dalla CEI per gli 82 anni di Papa Francesco, il compleanno celebrato ieri, la pena di morte contro il Vangelo, a dirlo è proprio Papa Francesco, la legittima difesa sia misurata. Così cambierà la manovra e rush finale con l'Europa, ecotassa sulle auto potenti, taglia le pensioni alte, alla famiglia poche risorse, dice Avvenire. E poi vediamo il DL sicurezza, oggi le linee guida, migranti, chi gioca sui numeri di rimpatri, vediamo all'interno di Avvenire migranti, oggi la circolare del Viminale, prefetti e sindaci in pressing su Salvini e sotto si parla anche di buone cose che nascono nel mondo del volontariato, ecco le famiglie a braccia aperte, una vita insieme per 120 rifugiati, con il progetto nato nel 2015, 3.448 rifugiati hanno trovato casa, la durata media dell'ospitalità è di 7 mesi, ma ci sono italiani che hanno deciso di prolungare a tempo indeterminato. L'iniziativa di Uni Nettuno, Noi senza confine, storie di immigrati. Veniamo sul secolo XIX, via la ricostruzione del Ponte Morandi con il progetto di piano, a dirlo è il secolo XIX, oggi l'annuncio del commissario Bucci, la cordata Fincantiere guida i lavori, Cimolai noi non siamo coinvolti, sì dei giudici alla rimozione del Moncone Ovest, slitta quella a est, periti avvocati, ci sono le vacanze, non saremo pronti per il 14 gennaio e tutto slitta all'8 di febbraio.
Si parla anche qui di manovra, ecotassa salve le auto piccole e medie e una tregua per 15 anni per i balneari, quindi appunto le gare per le concessioni sono prorogate di altri 15 anni e le pensioni d'oro subiranno un taglio dal 40%. Veniamo al nostro territorio, bilancio al voto, imposta di soggiorno a Chiavari in arrivo ben 135.000 euro, prima nevicata in Val d'Aveto, andiamo a vedere nelle pagine interne del secolo XIX, l'Aveto spera nel via alla stagione, il manto bianco non è ancora sufficiente per poter sciare, ma tra domani e giovedì arriva una nuova perturbazione, rischio ghiaccio, più facile che si possa usare la pista tra Natale e gli ultimi giorni dell'anno. E intanto riaperti da 10 anni, festa Santo Stefano per il decennale della riapertura degli impianti il 27 dicembre prossimo. Andiamo a Santa Margherita Ligure, aliquote per il 2019, tutte le novità questa sera in Consiglio Comunale, Tari riduzione consistente in vista sotto l'albero di Natale, opposizione all'attacco invece sul sentiero Nozzarego-Gave. Oggi pomeriggio a Genova saranno annunciati i nomi per la ricostruzione del ponte Morandi, lo vediamo sul sito ansa.it, oggi i nomi per la ricostruzione, Bucci, lavoro di squadra. Un lavoro come la ricostruzione del ponte Morandi è sempre di squadra, un'azienda da sola non può fare questo lavoro, c'è sempre una squadra, afferma il sindaco e commissario per la ricostruzione del viadotto sul Polcevera, Marco Bucci. Alle 16 il decreto, le imprese per la ricostruzione verranno poi presentate in un incontro stampa che avrà inizio alle 17. Maggiori dettagli nel telegiornale di questa sera. La cronaca ora, compartimento della Polizia Postale e delle Comunicazioni di Genova ha arrestato in provincia di Genova un 45enne italiano trovato in possesso di un ingente quantitativo di materiale pedopornografico. Nel corso della perquisizione sono stati trovati più di 100.000 file meticolosamente catalogati che l'arrestato, che si è autodefinito un catalogatore compulsivo, aveva scaricato dalla rete e condiviso con altri soggetti residenti all'estero. Grazie alla cooperazione internazionale di polizia coordinata dal Servizio della Polizia Postale e delle Comunicazioni di Roma, gli investigatori della Postale di Genova, in contatto con detective americani, hanno sviluppato l'articolata indagine che ha consentito di individuare il malvivente. Sono ancora in corso accertamenti sul materiale illecito sequestrato. Un arresto per spaccio di droga a Rapallo. Questa notte gli uomini del commissariato rapallese, dopo alcune segnalazioni di residenti su movimenti sospetti di persone nelle vicinanze dell'ufficio postale, hanno effettuato un servizio di appostamento e osservazione. Dopo poco hanno notato un italiano di 22 anni confabulare con una coppia di giovani davanti all'ingresso di un hotel. Gli agenti hanno così deciso di rimanere nascosti per guardare cosa stesse succedendo e hanno potuto vedere la coppia prima di prelevare alcune banconote da un bancomat lì vicino per poi ritornare dal 22enne che lì attendeva sempre davanti all'hotel. A quel punto i poliziotti sono intervenuti trovando il pusher in possesso di 2 involucri contenenti circa 12 grammi di eroina e una chiave di una stanza dell'hotel. La successiva perquisizione ha consentito agli uomini di Rapallo di rinvenire all'interno della camera affittata ulteriori 90 grammi della medesima sostanza, un bilancino di precisione, un telefonino e 600 euro in banconote di piccolo taglio. Durante la sua permanenza all'interno degli uffici del commissariato il suo telefono ha squillato svariate volte, in particolare uno dei suoi contatti gli ha inviato un messaggio inequivocabile: ti scuso solo se domani ti leggo sul giornale come arrestato, cosa che effettivamente è successa. Per gli altri aggiornamenti di cronaca andiamo in redazione da Andrea Capitani. Sì, Emanuela, buongiorno a tutti. Ci sono stati 2 incidenti questa mattina nel Tigullio. Una donna sui 40 anni è stata investita da uno scooter mentre attraversava sulle strisce. L'incidente, riportato dai sanitari del 118, è avvenuto intorno alle 9 questa mattina a Moneglia. La donna è stata portata in codice giallo al pronto soccorso di Lavagna. Un secondo intervento è stato effettuato alle 9:30, sempre questa mattina a Lavagna, per un uomo di 45 anni caduto da una scala mentre si trovava sul lavoro. A causa del volo, circa 5 metri, l'uomo si è procurato la frattura ad una caviglia e lamentava forti dolori alla schiena. Portato nella piazzola di San Salvatore di Cogorno, è stato poi trasportato con l'elisoccorso al San Martino di Genova e le sue condizioni comunque non erano particolarmente gravi, è rimasto sempre cosciente durante i soccorsi. È tutta della linea.
Grazie, il mondo dello sport ha formulato gli auguri di buone feste ieri sera in diretta TV su Telepace. Una rappresentativa delle numerose società presenti sul territorio hanno partecipato alla trasmissione ospitata in Casa Marchesani a Chiavari. È stata l'occasione per tratteggiare un bilancio dei campionati a circa metà percorso, ma anche per sottolineare i valori che quotidianamente animano numerosi atleti. Nel clima delle feste, una rappresentanza dello sport del Tigullio si è riunita in Casa Marchesani a Chiavari per augurare buon Natale alle tante famiglie e agli atleti coinvolti nelle diverse discipline sportive. Uno spaccato della realtà locale che ha toccato ambiti anche al di fuori di quello strettamente agonistico. Si è parlato di sport giocato ma anche di solidarietà grazie alla presenza dell'Avis gemellata con la Chiavari Scherma. Un excursus tra storia e futuro con società come la Lavagnese che si appresta a festeggiare 100 anni di attività, 20 dei quali sotto la presidenza di Stefano Compagnoni. I giocatori con più presenze nella stessa squadra e anche società giovani ma già affermate sul territorio ed in continua crescita. Lo sport che diventa strumento di rinascita per chi si trova ad affrontare un handicap motorio e il Tigullio che si fa culla di società come la BIC Genova che disputa i suoi incontri al Centro Benedetta Acquarone di Chiavari. La squadra musicale invece è stata quella della Società Filarmonica di Sestri Levante. Su tutti un unico grande filo conduttore, la passione e il sacrificio, quello che anima ogni atleta. Queste sono le due cose che sicuramente ci vogliono per raggiungere gli obiettivi, ma l'importante è stare all'interno del gruppo, perché questa è una cosa importante sotto l'aspetto sportivo ma sotto l'aspetto umano. Se non hai la passione non hai neanche la voglia di fare il sacrificio, quindi sono due parole che vanno insieme e unite a queste è la parola etica, cioè la disciplina del comportamento in quel caso lì, no? Quindi sacrificio, passione e disciplina. Disciplina perché se non ti dai delle regole è difficile che riesci a incanalare la passione, perché non basta il talento. E penso che abbiamo tanti giocatori che che a volte puoi avere un grande talento, ma se non hai l'etica, la disciplina, il sacrificio, il saper stare anche alle regole, non solo sportive, ma anche del convivere, è difficile che questo talento poi maturi. Quindi penso che per diventare dei grandi campioni bisogna essere anche degli grandi uomini, non solamente dei grandi sportivi, perché poi le due cose sono insieme, grandi uomini e grandi sportivi. Terminiamo così questa edizione del TG13, altre notizie e servizi alle 19:15 con Tigullio Oggi. Grazie per averci seguito e buon pomeriggio.